Anita Campardo, una nuova edizione della Mostra dei Vini con questa Proloco giovane che sponsorizza o comunque valorizza i prodotti del territorio. Vediamo che infatti ha in mano un bicchiere di uno dei vini in esposizione. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Quali sono le novità messe in campo? Beh, questa edizione sicuramente è molto ricca di eventi. Abbiamo visto che il programma dello scorso anno ha funzionato alla grande e quindi abbiamo deciso di arricchirlo ancora di più. Sicuramente uno dei primi appuntamenti è domani con la Marcia del Re Frontolo Passito organizzata dal gruppo Marciatori e poi per concludere qui il pranzo con lo spiedo che da tradizione cucinano sempre gli alpini. Poi per ogni weekend abbiamo pensato a qualcosa. Sicuramente quest'anno tra il programma spicca anche il trenino turistico che ci sarà domenica 4 maggio, trenino che siamo riusciti a portare a Refrontolo grazie all'associazione Molinetto, la quale ci ha dato veramente un grande aiuto, permettendoci appunto di far partire il trenino dalla piazza del paese e farlo arrivare all'interno dell'area Molinetto, dove poi si girerà per caricare altri turisti e altre persone che speriamo di portare in mostra per fargli conoscere i nostri vini. Altro appuntamento che non presentavamo da diversi anni, ma che quest'anno abbiamo deciso che era l'ora di riportare di nuovo a Refrontolo, è il tratto raduno che abbiamo deciso di inserire l'ultima domenica di mostra in modo da chiudere proprio in bellezza questa 54esima edizione che speriamo funzioni come quella dello scorso anno, anzi se non meglio.